Se per salire sul treno è stato duro, non vi dico per scendere in corsa con tutte le valigie. Comunque sono riuscito a raggiungere il gruppo dei miei colleghi ed ora stiamo per arrivare a San Sicario. Sono tutti felici. Dicono, abbiamo una settimana avanti a noi per divertirci sulla neve. Loro! Io invece ho altre mire. Non ho tempo per queste sciocchezze, via. Ho organizzato tutto questo per conquistare Angela e non posso fallire. D'altra parte ho scelto il terreno adatto. Farò sicuramente una bella figura con Angela. Ragioniere Ercolani? Sono Piergallini. Già sveglio? Già sveglio. Quelli mi hanno fatto fare la nottata chiara chiara, mi hanno fatto fare. Ah, bene. Oh, mi raccomando, tu sai che io a nome dell'azienda organizzo questa settimana bianca. E tu, che sei il più anziano, cerca di darmi una mano perché vada tutto bene. Così ne facciamo delle altre, eh? Oh, ti ricordo la puntualità, che il treno non aspetta nessuno. Almeno mezz'ora prima dobbiamo essere tutti alla stazione. Va bene, ci vediamo mezz'ora prima alla stazione, non ti preoccupare. Ciao, 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 ciao. È tutto pronto? È tutto pronto, devi solo chiudere la valigia se non ci fossi io in questa casa. Quante cose andrebbero meglio se non ci fossi tu. Ecco qua, tutto pronto, manca solo di chiudere la valigia. 7 giorni dobbiamo stare, 7 giorni, no 70. A da fare defilé, a da fare. Portate i vestiti. Guardate quanta roba si è portata. Maledizione a me, chi me l'ha fatta fare? La settimana bianca, la settimana nera, sto disgraziata. Pronto? Ah, buongiorno, ragioniere Piergallini. Sì, sono prontissimo. Il tempo di prendere le valigie e uscire. Perché vede, Pasquarelli, il treno non aspetta nessuno. Almeno mezz'ora prima dobbiamo essere tutti alla stazione. A più tardi. A più tardi. Pronto. Ma chi è? A Giulio c'è, qui c'è uno dell'ufficio che dice che il treno parte alle 8:30 e si raccomanda di non far tardi. Va bene, farò presente. Lo vedi come sono fatti? Mi hanno telefonato pure. C'hanno paura che non parto. Parto. Quando c'è un lavoro difficile tocca sempre a me a sacrificarmi. Che poi a me ne manco me vado a nascere. Blim blom! È il ragionier Piergallini che parla e nell'augurare buona giornata ricordo alla più bella bionda del centro Tessil che il treno parte alle 8:30. Capito, Angela? Guardi che Angela è uscita già da 20 minuti. Oddio, Corè! È 8:15, ho fatto tardi. Ciao Sabatini. Buongiorno. Angela, mi dai la tua valigie. busta? Hai Siamo visto? arrivati in Siamo tempo. tutti qua. C'è il ragioniere, la Buongiorno. Lei invece che Caro, dai un'occhiata al per favore, bambino. mi mettete su questa Ragioniere, borsa? qui c'è Sabino. Si metta sulla borsa. Sabatini, le valigie, per favore. Che strappo muscolare Che c'è? tremendo. È terribile. Ercolani, me le vuole mettere lei? Le Trovate valigie il sono lei. bambino? Come va? Scusate, avete visto il bambino? Io non ci vedo, come faccio a vedere il Che bambino? diavolo, manca un bambino, vedete che schifezza. Chi l'hanno usato la tantina? Io spero solo che il tempo sia bello. Il bambino. Ma che Sta là il bambino. Andiamo, E cavaliere. tu che devi fare con questi sci? Che sai, Gustavo te? Vai su te, vai. Vai, su. Oh, decisamente con ragazzino, eh? Ma che c'entri? Quello è mio figlio. Ma quale figlio è figlio? Non sei mia ragazzina, hai capito? Ma io devo partire, che vuoi da me? Ah, devi partire? E allora vaffanculo. Ah! Oh, ferma! Ferma! Scusi, mi dà una mano? Prego, via la valigia. Anche l'altra. Salga. Grazie. Prego. In tempo. Mi sarebbe dispiaciuto perdere il treno per la neve. Ma guardi che dove stiamo andando, mica nevica. Perché dove va questo treno? A Napoli. Sulla neve. Io mi muovo come se fossi a casa mia. Ah, che bello. Bellissimo. Ah, Angela, lei che non ha dimestichezza per la neve, attenzione che qui si scivola, Ah, sì, faccio certo, strada. attenzione perché qua si... Ragionier Piergallini! Torno su!
che gli importa, signorina, quello che sa che c'ha da fare. Andiamo? Ma come? Lo lasciamo Andiamo. qui? Respira, papà, respira. Che queste arie che ci fanno pagare, che ti grida? Respira. Signorina? Signorina? È lontano il mare da qui? Non mi metto le mani addosso, ma mi creda, io non volevo. no. La chiamano pure settimana bianca. Me ne stanno succedendo di tutti i colori. Ma siete sicuri che non ci ha Ma preso in come giro? mai? E questo che non viene ancora, che ora sono? 17 minuti di ritardo. Guardali. Andiamo, noi siamo pronte, sono tutti a tavola. Andiamo! Cominciate a scendere, noi finiamo la partita sì, e vi raggiungiamo. Andate. Tonino, vieni qua. Papà, io scendo con te. No, no, a papà, vai a cena con la mamma. Ma poi papà non tiene neanche tanta fame, hai capito? Vai, bello, vai. Vai, vai. Bravo. Scendi subito, io aspetto te Vai, per vai, mangiare. Non ti preoccupare, anzi vai. ordina i gnocchetti che vengo subito. Che strazio questa moglie. E a chi lo dici? Eccomi qua. Preciso come un cronometro. È cominciata l'ora X. Andiamo, no, andiamo. Calma, ragazzi. Ci vuole la grana. 2000 lire a cranio. 2000 lire. Le aumentate, Ecco qua. Per un turno solo. Pure. Ci vogliamo andare. Seguite. Muoviamoci un po'. Qua. Calmi, di là. Di là. Di là. Avanti. Sono soli. Di qua te chiedo. Euforici. Ma dai, la miseria, guarda che non hai visto mai una femmina. Ma si può sapere qual è questa posta? Altre 1000 lire a cranio. Ma ci faccio fare la fine Si di può tutte. scherzare. Calma. Sta lì. Ma Tocca al ragioniere Allora, Ercolano. prima io. va bene, dai, guarda. Che si vede, che si vede? Com'è? Madonna mia. Ma per davvero? Oh. Si sta spogliando. Sì, sì. Com'è? Nuda completamente. I capelli. I capelli. Ma è sempre nuda? Sì. Speriamo che non si vesta. Sempre spogliata. Sì, sì. Nuda, Angela mia. È vestita nuda lui? Sì. Ma il tempo quando fa? Finalmente, ma che fa? Fatemi vedere. Ma è veramente nuda lui. Hai visto? Non ho mai visto una cosa sì. La natura si è divertita. Attenti, arriva Ma qualcuno. il tempo non è finito. In campana c'è poca luce. Ecco, ci mancava anche questo. Buonasera, cavaliere. Buonasera, cavaliere. Ah, siete voi, buonasera. Siamo noi. Si va a cena, non scendete? Veramente aspettiamo l'ascensore. Sì. Scende anche lei con noi, Cavalier Pasquarelli? Sì, sì. Meno male. Eccolo, è arrivato. Prego, venga. C'è posto solo per lei. Grazie. Grazie, ci vediamo giù. Sì. È rimasto chiuso dentro. Sarà ancora aspettando. Giulio c'è. Ma chi ci ha fatto vedere? Va bene, signorina. Sì, sì, troveremo l'orario. Perché? Come perché? Perché se Angela sta lì, quella era la zia. E adesso mi ridai le 2000 lire. E beh, perché? Quella non era una donna? Ce frega Io sempre questo questo. l'ammazzo. Va bene, allora... Allora d'accordo così. Buonasera. Buonasera. Vieni con noi, Angela. Sì, certo. Senta, allora le lezioni singole costano 9.500 lire e collettive 4.000. Ma la lezione la fa lei. Beh, certo. Prenoto per tutta la settimana. Bene. Ok, allora ci vediamo domani mattina alle 10 allo ski lift. D'accordo. Ok, ciao. Ciao. Puntuale Va però. bene. Ciao. Ecco, Prego, prego, la sedia. Questo è il tuo Ecco qua. posto, noi ci Grazie. mettiamo. Quello è riservato per il ragionier Piergallini e quello per la signorina Matilde. Finalmente. Ah, tu già stai qua, già ti sei piazzato. E dove vuoi che sono le mogli? Le mogli Sempre sempre- presenti, altrimenti come si potrebbe vivere? Hai visto il capo ha creato la cortina intorno Tanto ad dove va, Angela? per i detti. Disperate, ragazzi, abbiamo una settimana. Scusami caro, non t'avevo Buonasera, visto. signor. Sera. Che si mangia di buono stasera? Cominciamo con che si Vabbè, mangia. ma io c'ho E fame. allora aspetta. Buonasera, buonasera, buonasera. Cavaliere, di là. Non prendete l'ascensore che è guasta. Se non mi decidevo a scendere a piedi, stavo ancora lì dentro. Cavaliere, di là, Sì. di là, di là. Sì, sì. Si accomodi. Grazie. Grazie. Cavaliere, Eh? il pianoforte l'hanno portato via. Ah, sì? Sì. Prego, Oh, grazie. Grazie. è un piacere.
E bevi. Cosa c'è, caro? Scotta. Ma come? Il salame scotta? Scotta il salame. Scotta tanta roba, scotta pure il salame. Ma il ragionier Piergallini da quando è sceso dal pullman non si è più visto. Già, forse starà facendo un bagno caldo. Fa parte del vostro gruppo questo signore. Ma il ragionier Piergallini! Ma che ha fatto? Scivolando tentava di passare il confine senza passaporto. Così. Ma ragionier Piergallini dove è stato tutto questo tempo? Che le è successo? Liscio, senza ghiaccio. Bevi, bevi. Ecco, così ti sciogli. Vedi? Che peccato, si è rotto, guarda là. Lo vedi? Devo aver suonato il campanello. Avanti. Eccomi, signor. Comandi. Mi scusi, vorrei spegnere la luce. Alla sua età si vergogna ancora. Benedetto, ci penso io. Ah, la borsa calda, grazie. Sei anche spiritoso. Meglio, lavoriamo in allegria. Ah, ragioniere Ercolani, com'è bello! Mi insegni a sciare, mi porti a sciare, ragioniere bello, ragioniere buono! Ma Gesù, ma che sei? Facciamo una cosa. Sì. Lei mi aspetti qua. Sì. Che io col cazzo ritorno. È chiaro? Sì. Non si muova, L'aspetto, Io grazie! vengo subito, vengo subito. Pronti? Via, via. Ragionier Pasquarelli. Lava questo scino agli occhi! Piacere tanto. Sì. Questa sera possiamo ballare tutti insieme, sì. Senza guanti. Torino, smettila! Siamo stati proprio fortunati. È una bella giornata e la neve è stupenda. Maestro, chissà quanto avrà da fare con tutti questi turisti. Sì, qui le giornate sono quasi tutte impegnate. Ah, ma se deve andare non faccia complimenti, vada pure, eh. No, non si preoccupi. Pensi, Piergallini, che Fabio oggi ha rinunciato a tutti i suoi impegni pur di stare con noi. Ah, sì? Ci fa proprio piacere. Signorina Angela! Guardi chi c'è, Bartocci! Ah, ci mancava pure questo. Ma come, Piergallini? È il nostro miglior cliente. Salve, Bartocci! Signorina Angela, che sorpresa! Ragioniere, anche lei sulla neve. Beh. Ma che le è successo? Come mai è uscito dalla sua tana lei che vive solo di lavoro, Oh, su, per favore, non parliamo di lavoro. Brava Angela. Per carità, parlare di lavoro in questi posti è un peccato. Pensate a divertirvi. Ah, Fabio, tu non conosci il signor Bartocci, è No. un cliente della nostra ditta. Questo è Fabio, il maestro di sci. Piacere. Molto lieto. Beh, è stato un piacere, signor Bartocci. Arrivederla. Ma che arrivederla, ragioniere. Ci siamo appena incontrati. Adesso andiamo tutti nella mia modesta laita e ci beviamo qualcosa. Oh, sì, che bello! Dai, Piergallini, su. E quella in fondo alla discesa, laggiù. Ah, ho capito, è quella a 2 piani, all'uscita della curva. Bravo! Proprio quella! Avanti, seguitemi, coraggio! Sì, Andiamo, Piergallini! sì, andiamo. Ci vorrebbero un paio di sci e uno sopra che ci sappia andare. Ti ho portato gli sci che avevi lasciato. Hai visto? Hai fatto bene. Ecco qua. Grazie. Ma dimmi un po', non c'era pure Angela? Sì, c'era. E dove è andata? È andata. E dove? Laggiù nella baita. Ah, sola? No? Ah, e con chi? E che ne so? Ah, non lo sai? Col maestro di sci. Ah, soli? Oh. No, ma che soli? C'era pure Bartocci. Ah, Bartocci, me lo ricordi? Il commendatore, quello là ricco, pieno di soldi. Eh sì, Come quello no, lì. come no, è abbronzato, abbronzato. Abbronzato, c'è il sole. E dimmi una cosa, tu non ci sei andato, non ci sei andato? No, non mi andava. E come, hai mandato solo Angela nella baita? Sì, Angela, nella baita, sola. Ho capito. E tu non sei andato? Non ci sono andato. E perché? Ma che ti frega? E dove vai adesso? Non correre, vai piano! Ma quello non è il signor Piergallini?
Piergallini, sì, è Piergallini, sì. Ammazzo quanto fila. Fila, come no, fila, Perché non ci vai anche tu? Semmai ci vado dopo, così, con calma. Bravo, papà! Aiutatemi, come si frena? Oh, pista! Gente, aiuto! Oh, si scansi! Oh, oh! Pista! Oh! Mannate a fare in culo. Oh! Mi aiuti, per favore? Oh! Allora? Piacere, ragionier Piergallini. Oh, ma dove stai? Era qui, capisci? Adele era proprio qui dove sei tu. Lei mi ha chiesto di aiutarla, io ho alzato il pellicciotto per poterlo infilare e lei improvvisamente è sparita. Capisci? Ma dove mi porta? A prendere un caffè, signore. Maria? Maria? È sparita pure questa. 526. Oh, permesso? Scopi. Adesso no, c'è mio marito. Lo sa Bertocci che è molto carina questa baita. Ah, è una cosetta da niente. Questo trofeo è il mio vanto. Quest'aquila l'ho catturata sulle nevi dell'Himalaya, pensate. È Ma stupendo. è un'aquila reale questa? Reale. Oh, c'è nessuno che ci ferma! Qui ci sono altri trofei, li ho cacciati un po' ovunque. Ha viaggiato molto, Bertocci? Beh, signorina Angela, quando lavoro me lo consente, viaggio, mi piace. Come si frena? Questo è un camoscio, un esemplare unico, bellissimo. Guardi, stupendo. Questa è una parete vuota. Non sono ancora riuscito a trovare due teste che mi piacciono. Buonanotte, papà. Buonanotte, caro, buon riposo. Ti sei lavato le mani? No, E allora andiamo, su. ma me le sono lavate ieri. Ma dai, che sono stanca e voglio andare a letto. Suona il cameriere e fatti portare una bottiglia d'acqua minerale. Va bene. Subito. Subito, sì, signore, subito. Dammi il tempo di suonare. E che diavolo qua? Ah. Eccomi, signor. Sì. E lei chi è? Orchidea, la cameriera. E mo che fa? Mi spoglio, ha suonato. Eccomi qua. Ah, perché quando uno si spoglia suona, quando uno suona si spoglia. Sì. Oddio. Le dispiace? Sì, lo so. Facciamo. Non è possibile. Perché? C'è mia moglie, c'è mia madre. Di... Allora? Allora, la cerco io. Sì, mia madre è una persona anziana. Non può vedere queste cose. Se ne vada. Dopo. Non si vesta, mi raccomando. Oh, mamma. Una bottiglia d'acqua minerale, per piacere. Sì, signore, come la vuole? Gassata o naturale? Me la porti gassata, sì. Mamma, sì, la vuole subito? guarda, O aspettiamo papà sta un altro parlando da pochettino? solo. Che dice? Me la porti subito. Mamma mia. C'è su uno qua a bussa e quello si presenta in quella maniera. Se avrebbe mia moglie sentiva. Buongiorno. Sì, dica. Per Solvì. Guardi, deve prendere il biglietto là. Grazie. No, capisci? Non so. Buongiorno. Buongiorno. Un biglietto per Solvì. 1500 lire. È meglio. Il libero, non è È libero? Venga. Scusino se disturbo. Quest'autobus quando parte? Ciao Angela! Ciao, carissimi. Ciao. Ciao. Non venite su voi. Sì, E fai dopo? attenzione quando scendi che c'è molto ghiaccio. Stai tranquillo, ciao. Papà, pizza. Sì, l'ho visto. Pizza, Vai va bene. piano. che stai Fammi facendo? piacere, guarda un momentino i bambini, che io vado di là perché mi sono dimenticate le sigarette nel borsello. Vabbè. Fai attenzione, non ti muovere di qua, vedi dove va quella, Tonino? Andiamo, torna su, dai. Senti, animale. Senti. Vuoi che ti aiuto? No, Ma che dici? Senti, tieni un momentino a mia moglie che devo andare laggiù, hai capito? Tua moglie? Mia moglie. 5.000 lire. 5.000 lire.
Ma che l'hai preso per una puttana? L'hai preso? Cerchi sempre soldi. Vai, vai, vai. E dopo ti faccio vedere io. Prendi il cordino. Va bene, mamma. Non ti preoccupare, ti fermo io. Signora? Signora? Ha detto suo marito che mi deve dare 5.000 lire. 5.000. E che so? Non avevo mai visto giocare a tennis sulla neve. Le dispiace se parliamo un po'? Scherza, anzi. È così bello quassù, almeno così mi dicono, che viene voglia di fare subito amicizia. Un'amicizia vera, sincera, che può anche durare tutta una vita. Permette che le offra qualcosa al bar? Beh, grazie. Venga, venga. Per favore, ci fa 2 caffè? Angela, sono qui! Ciao. Venga, signora, Ma guardi no, che non bella voglio neve venire. soffice, venga. Non mi lasci. Venga a vedere la neve. Ma perché? Venga. Il Lasci bambino? perdere Tonino. Quello sta a Ma giocare non con la voglio venire in strettina. vetta. Venga su, con Mi 5.000 lire me la incollo la porta in Gentile. vetta. E c'è il In vetta la bambino. porta. Venga. Mi creda, signorina Matilde, non sempre nel matrimonio si sceglie la donna giusta. Sì, all'inizio tutto sembra facile, ma poi, come si dice, la vita comincia a 40 anni. Perché mi dice queste cose, Enzo? Signorina Matilde, mi scusi, ma sa, io mi trovo in una situazione. Anch'io mi trovo in E una quale, situazione. signorina? La mano. La mano? Quale mano? La mia mano me la stringe troppo, mi fa un male Oh, sì, boia. mi scusi tanto. Ragioniere, dove va? Mamma mi ha detto di venirti a prendere. Ma perché mi lascia? Stavamo parlando così bene. Ecco, ecco, così sta benissimo. Angela, lo sa che sulla neve i suoi occhi sono diventati più chiari? Ai ai, Pier Gallini. Ho detto qualcosa che non va. No, è che non me l'aspettavo. Va bene, ma chissà quanti gliel'avranno già detto. Sì, ma non me l'aspettavo da lei. Vede, Angela? Oh, No, mi ragioniere, scusi, la prego. Non si avvicini, i nostri colleghi ci stanno guardando e poi chissà che cosa potrebbero pensare. Ma cosa possono pensare, Angela? Lei in ufficio nemmeno mi guarda. Lei sì, però. Sì, ma lei non se n'è mai accorta. Me l'hanno detto. Senta, Angela, uscirebbe con me questa sera? Nevica, Se dopo mi porta anche a ballare, sì. Certo, andiamo in un bel posticino. Però facciamo in modo che gli altri non lo vengano a sapere, sa? D'accordo. D'accordo? Andiamo. Andiamo, andiamo. Oh, prontissimo, Angela. Eccomi, eccomi. Forza! Eccomi. Si è fatto Non è male, niente, Piergallini. lo faccio apposta. Ogni tanto cado per provare la neve, Vuole una Angela. mano? L'aiuto. Eccomi di nuovo in Ce la piedi. fa? Oggi c'è neve fresca, lo sa? I nostri colleghi, facciamo una bella foto di gruppo. Sì, sì, facciamola. D'accordo? Ragazzi, ehi! Venite qui che facciamo una bella foto tutti insieme. Dai, raggruppatevi. Bene, state un pochino più strettini, eh? Ecco. Dai, ragazzi, più stretti. Ancora un po'? Ecco. Dai. Stai attenta. Ancora di più, eh? Ancora. Ma cadi, Va bene, ho capito, vado indietro io, eh? Dai, oh, ragazzi, state un momentino fermi. Su, guardate qui, sorridete. Dai, ancora di più, ancora di più. Indietreggio io! Delinquente! Io ho detto a tutti che avevo mal di testa. Anch'io, cara, ho fatto perdere le mie tracce. Così alla barba dei nostri colleghi avremo una serata Sì, tutta per sarà noi. divertente. Contenta? Si balla, eh? Mare Forza 8! Mi ricordo una volta che ero su una barca a vela con degli amici. Ad un certo punto una grossa ondata fece impennare lo scafo e io... Piergallini! Ma dove va? Dobbiamo andare a ballare!
Prego. Ecco qua. Grazie. Vedrà, Angela, qui si divertirà moltissimo. Ah, È un sì? locale molto chic, anche ben frequentato. Sono proprio contenta. Certo, un attimo che sistemo con l'autista. Mi scusi, quant'è? 100.000. Costa niente, eh? Buonasera. Ma Piergallini, che cosa è successo? Perché non entra? No, niente, non la vedevo più. Allora perché non andiamo? Prego. Fa un freddo qui fuori. Entriamo. Prego. Ah, eccoli là, Ah, buonasera. Siamo qua, Piergallini. Beh, ormai andiamo. Prego. Me l'avevo detto che venivano qua, eh? Eccoli qua, ecco. Buonasera. Ciao. Ragioniere! Prego. Ragioniere, venga qua. Chi è? Ci stringiamo, ciao. Ragioniere, venga, su. Ti piace qui? Sì, molto carino. Vuoi bere? Ah, sì, volentieri, ma non troppo, Whisky? Sì, sì, grazie. Grazie. Caro Ercolani. Come va? Bene, bene. Siamo di nuovo insieme, eh? Come mai siete venuti proprio qui? Come stai bene stasera? Cavaliere, un po' di whisky? Grazie. Sì. Ecco qua. Ma non sa di niente. Posso ballare con tua moglie? Sì, sì, ballate, signora? ballate, come no? Ballate. Ci vediamo domani, con calma, eh. Vogliamo ballare, ragioniere? Mi scusi, ma un mal di testa? Poverino. Oh, che si balla, ragioniere. Oh, no, ragioniere, faccia ballare me. No, sto stanco, capito? No. No. Il prossimo. Prossimo. Sì, il prossimo anno ci vediamo, hai capito, eh? Non ti piace ballare, Ercolani? Sì, ma con te però, eh? Balliamo? Niente, eh? Che c'è? Ma ti pare che la ballavo con te? Signorina, balla? Sì, perché no? Potrebbe essere divertente. Grazie.
mi hai fatto perdere il pullman. Ma chi te l'ha detto di aspettarmi? E che ti lasciavo solo, ti lasciavo. Sì, guarda, tu solo mi devi lasciare. Anzi, fa finta che non esisto da questo momento. Va bene, come vuoi tu. Comunque facciamo presto, se no non vediamo niente. Ma tanto da lassù non vediamo niente lo stesso. A questo punto potevamo raggiungere gli altri. Sì, ora che facciamo tutto il giro della pista, arriviamo stanotte, arriviamo. Anzi, ti dirò che dalla cima è pure meglio. Lì vediamo la partenza, vediamo. Grazie. Poi fermati, che se andiamo giù chi ci piglia? Hai ragione. Guarda che ti scesi. Avanti, norvegesi! Senta, dica, bellissima esibizione. Ma a fare questo mestiere così pericoloso chi vi ha spinto? Magari non sapessi che è stato quel fio della mignotta. Scusate ragazzi, ma mia moglie mi nasconde sempre tutto. Questo maglione non lo trovavo più. Ma da un'ora che stiamo aspettando qua, questo che cosa c'è? Vabbè, giochiamo, va. Oggi gli uomini sono rammolliti. Vedete, basta che giochino a carte. Non hanno la verve che abbiamo noi donne. Mancano di iniziativa. Noi è come se non ci fossimo. Ha ragione, signorina. In ufficio è la stessa cosa, ma è una gentilezza, ma è una parola carina. Ma lei cosa crede? Che a casa sia diverso? Mio marito, per esempio, è sempre stanco. Appena si mette a letto si addormenta subito. Subito? Poverina. Magari la colpa è di noi donne. Non li sappiamo prendere, non li sappiamo scuotere. Perché lei invece li sa scuotere, eh? Magari io ci tento. Cavaliere, l'asso sta sempre qua, mica è volato l'asso, lo vede l'asso, cavaliere, lo vede l'asso. Mica ci stanno trucchi fra colleghi. La cartina sta qua, un'altra cartina sta qua, un'altra cartina sta là, l'asso dove sta? Ah, è qui. Ha perso. Ah, ecco le 2000 lire. Zucchero morale, cavaliere. Questa è la volta buona per lei. Questo è sempre l'asso, lo vede che l'asso? Ti pare fra amici ci rubiamo i soldi? Questo è sempre l'asso, cavaliere, lo vedo. Lo la cartina vedo. vince, la cartina perde, la cartina vince, l'asso dove sta? Questa volta è qui. E ha perso un'altra volta. Ne facciamo un'altra, cavaliere? Su col morale. Ecco le 2000 lire. Scusate, mi sono dimenticato una cosa in camera. Vengo subito, un Ma minuto. come? Prima abbiamo aspettato lui, adesso aspettiamo te. L'asso mica è volato, l'asso sta sempre qui. Lo vede l'asso? Lo vede l'asso? Lo vedo, La cartina vince e la cartina perde. L'asso dove sta? Cavaliere. La chiave della camera tua mi serve. 2000. 2000. Ha perso un'altra volta. Stiamo pace. Perché? Mannaggia. Ma come mannaggia? Ha vinto un'altra volta. Se permette, mannaggia, lo devo dire io. Ma no, io mannaggia lo dicevo per lei, è tanto semplice. Facciamo un'altra partita, cavaliere. Sì. Raddoppiamo. Sì. L'asso sta sempre qui. Avanti. Il signore ha chiamato. E chi cazzo è chi?
Io ho chiamato? Sì. Ma forse il campanello. Vabbè, portate una cosa qualunque. Una bottiglia d'acqua minerale, acqua minerale. Va bene. Ma com'è possibile? Ma allora ho suonato un altro campanello. Abbia fede, una volta che ha indovinato non sbaglia più. Eh sì, è questione di fortuna. Ma quanto perde? Mi pare 10.000 lire. Bene, allora facciamo una partita da 10.000 lire e così può andare pari. Ti pare fra due colleghi ci leviamo i soldi? Vabbè. Questo è sempre l'asso, lo vedi? Sì. La cartina vince e la cartina perde. L'asso sta sempre in mezzo. Dove sta l'asso? Eccolo! Bravo, ragionier Pasquarelli, hai indovinato. Ha proprio indovinato. Giulio Cesare, sempre con le carte tu, eh? Allora mi deve 10.000 e siamo pari. Così sarà contento anche lei. Certo che sono contento, sono contento. Continuiamo? No, questo è un gioco proibito dalla legge, è un gioco d'azzardo. E qui nessuno s'azzarda a farsi i cazzi sua. Ma com'è possibile? Eppure il filo è maschio, dovrebbe chiamare per forza la femmina. Vediamo. Ok. Avanti! Ma t'avete visto? Il signore desidera? Una bottiglia d'acqua minerale. Ma mi permetto di ricordarle che gliel'ho già portata prima. E tenga sì, te ne voglio un altro. Con questo calzo è seccato la gola. Ecco. Va bene, va bene. Scusi tanto, scusi. Ma mi sbaglio? Ho visto in giro una cameriera così. Ah, sì, Orchidea. Ah, così si chiama. E adesso non c'è Orchidea? E come non c'è? Anzi, dovrebbe prendere servizio proprio adesso. Di solito è puntualissimo. Ah, adesso deve prendere servizio? Sì, perché? No, niente, che mi frega a me. Tanto. Le porto subito l'acqua minerale. Grazie tanto. Arrivederci, grazie. Ah, ecco. Adesso deve prendere servizio, Lo chiamo un'altra volta che mi importo. Perché ogni volta che lo incontro mi sento svenire, capisci? È così bene. Oh, Angela, ciao cara, dove vai? Mi cambio e poi vado a prendere un po' di tintarella al solarium. Ah, bene, ciao! Allora ti dicevo, ma bello. Guarda chi si vede! Il ragioniere Ercolani! Buongiorno! Ma che hai fatto? Ecco qua, ho portato da bere per tutti. A volontà. Io non ce la faccio più. Si può sapere che ora sono? È mezzogiorno e mezzo. Mezzogiorno e mezzo. Ma siete sicuri che Angela viene qua? L'abbiamo sentita noi che veniva qui al solarium a prendere la tintarella. Zitti, che sta arrivando qualcuno. Dio mio, ha suonato il campanello. Oh, ma viene quella un'altra volta. Dove mi nascondo? Non ce la faccio, non è forza mia. Dove mi posso nascondere? Ah, qua, nell'armadio. Sì, qui è sicuro, sì. Eccomi, signore. Ma dov'è? Dov'è che è andato? Si è nascosto nell'armadio, benedetto. Sei proprio un timidone. Vorrà dire che lo faremo nell'armadio. Cocola. Stupendo qui! Ah, che gioia, chissà quante belle conquiste faremo, chi lo sa, chi lo
pochi. Tony, non smettila di chiedere tutto quello che vedi, ma hai già fatto spendere un sacco di soldi. Sono bimbini, c'hanno fantasia di tutto, bisogna capirli. I maschi poi sono così prepotenti. A proposito, signor Ercolani, come mai suo marito non l'ha accompagnata? Non l'ho capito, si sentiva stanco. L'altitudine, dice. Questi uomini sono tutti delicati. Salve, Piergallini. Buongiorno, Angela. Io credevo che era andata con le altre a fare le spese in paese. Ah, no, volevo fare un bagno. Angela? Mi dica. No, ecco, stavo pensando che da quando siamo arrivati, questa è la prima volta che restiamo soli. Oh. Noi 4. Salve. Ciao, anche voi qua, Ciao. Cavalier Pasquarelli, cammini più in là, perché sennò cade nella piscina. Venga. Si accomodi. Ma, cavaliere, questa è chi gliel'ha data, l'economato. Certo che i nostri colleghi ci perseguitano. Cavalier Pasquarelli, ma che ha fatto? Che è successo? Piergallini, l'accappatoio! Subito, Angela! Ma che c'è l'acqua qui? Mi è arrivato lo schizzo. Hai visto? Però, che bel Ce n'ha viso che tu, c'ha. Ma non si preoccupi, se vuole facciamo un'altra ordinazione dopo. Oh, questi come arrivano si buttano. Vieni, ti do il mio accappatoio. Un tuffo fuori programma. Ora te lo porto. Grazie. Aspetta, Sei pronta? Sì. Ecco, Vieni. Ma che è successo? Perché ti sei buttata nuda in Ma acqua? mi si è slacciato il bikini. Venga. Ah, Mi scusi se mi permetto di scriverle, mi sono innamorato di lei. Ne devo parlare assolutamente, ho tante cose da dirle. L'attendo a mezzogiorno al rifugio Astani. La prego non mi faccia soffrire, suo devoto Bruno Bartocci. Bartocci. Ma che vuole questo? Faccio conquiste. Senti, Angela, non sono affari miei, ma a me questi appuntamenti non mi piacciono. Sta attenta. oh, non ti preoccupare, su andiamo. No, ma scusa, no, tutti e due, no. Ti ho detto che ci vado prima io, capito? Tu aspetti qua. Sì. Non ti muovere, Non mi muovo. Scusa, che c'è di là? Che c'è? Niente, che c'è deve essere? Ercolani? Ah, sì, è andato un attimo verso la piscina. Eccolo. Madonna, che cos'è? Scusa, Che si... Nuda. Chi? Allora... Niente, cose nostre, che? Angela. Angela, completamente nuda. Ah. Un seno così, due cose così. Come l'ha fatta la mamma? Mamma mia. Portami a pigliare qualcosa di caldo sì. perché, non so, forse è nervoso, c'ho un freddo. Non lo so che sì. cos'è. Pronto? Ah, è lei, è successo qualcosa? Come? Sì, Angela, le chiedo proprio una cortesia. Mi scusi se le parlo di lavoro in un momento poco opportuno, ma mi hanno telefonato questa mattina da Roma. Pare che ci sia una grana contabile. Ma è una cosa grave? No, cosa da nulla. Magari ne possiamo parlare questa sera a cena, da soli. Le dispiace? No, va bene, ragioniere. Grazie, Angela. A questa sera. D'accordo?
faccio morire d'invidia a tutti. Altro che fuori dalla piscina nudo, a me. Ragioniere Ercolani, tiè! Buonasera, eccomi qua, capo. Buonasera, Angela. Ma che ha freddo? Ma non dovevamo cenare fuori? No, rimaniamo qui. Ho riservato un tavolo per noi, così stiamo più tranquilli e possiamo parlare liberamente tutta la sera. Permette? Grazie. Prego. Prego. Allora, può accennarmi di che si tratta? Il nostro tavolo è quello. Buonasera e buon appetito a tutti, ragazzi. Mi dica, Piergallini, che cosa è successo? Niente. Ma di che cosa mi doveva parlare? Di alcune fatture che non si trovano a Roma. Fatture? Ma che fatture? 12 milioni. Piergallini, 12 milioni e lei ride. Sì, rida anche lei, Angela, rida. Aiuta, capo. Sì, va bene, la frutta gliela sbuccio, Scusa un attimo, vado via. Va Torno bene, subito. proprio adesso devi andare. Io lo dico sempre, sai. Scusami, Luci, un minuto vengo subito. Ma proprio adesso. Comunque, non si preoccupi. A Roma avremo tutto il tempo di parlarne. Ma allora, se potevamo parlarne a Roma, mi scusi, perché tutta questa fretta? Buono questo Sauvignon. Prego. Angela, facciamo cincin. Ah, vabbè, facciamo cincin. Cincin! Signorina Marconcini? Sì? È desiderata al telefono. Ah, mi scusi un attimo, Piergallini. Ma prego, Angela. Sarà qualcuno che telefona da Roma per le fatture. In quale cabina, per favore? Alla 2, signorina. Pronto? Pronto? Angela, amore mio, come stai? Ma io non sono l'amore suo. Ma come, non mi riconosci? Sono Alessandro, l'amore tuo. Ma io sono Angela, lei chi cerca? E io cerco Angela. E io sono Angela. Ma scusi, lei chi Angela è? Io sono Angela Marconcini. Ah, io cercavo Angela Bormioli. Scusi tanto, eh. Hai fatto? E che faccio per telefono? Scusami, Angela, volevo farti gli auguri. Perché? Per il tuo fidanzamento con il ragionier Piergallini. Ma stai scherzando? Io non ho mai visto il capo così euforico. E deve essere successo qualcosa di importante. Guarda che è ubriaco. Eppure a tavola sembravate due piccioncini. Fammi piacere che si passi. Di là. Andiamo, forza. Qualche bicchiere di questo vinello e la piccioncina cade. La signorina mi prega di dirle che è dovuta uscire. Con chi? Con un signore che è venuto a prenderla. Quando? Proprio adesso, se esce subito può ancora vederla. Ma che dici, arriva? Ma come non arriva? Vedrai che arriva, poi ti faccio vedere. Eccolo. Hai visto? Cammina. Sculetto. Hai visto come ha boccato il pesciolino? Sculetto. Sta venendo. Sì, arriva. Andiamo, cara. Attenzione che si scivola, Questa volta non ti mollo, sai.
Sale sull'albero, sale sull'albero. Sale Tarzan, Mi scusi, Angela. Non si preoccupi, ragioniere, stia tranquillo. Andiamo, Enzo. Sì, andiamo, stia fresco, stia fresco. Sai che è incantevole. Ti piace? Beato te che in questo posto ci vivi. Sì, però mio nonno c'è morto, aveva 100 anni. Dai, ti faccio vedere altri posti. Andiamo. Pronta? Sì. Dai. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, signorina Angela. Buongiorno. Mi raccomando. Ti pare facile? Ma che ci vuole? Basta leggere un altro nome, capito no? Allora siamo d'accordo? Io non sono d'accordo. Ma come non sei d'accordo? Vuoi vedere come sei d'accordo? Guarda. Vedrò se posso fare qualche cosa. Oui. Tonino? Giulio Cesare? Venite qui, forza. Facciamo il sorteggio per la caccia al tesoro. Ecco, Tonino, adesso io ti vendo, così possiamo fare gli accoppiamenti. Scusi, Prendi un biglietto e lo passi a Giulio Cesare. Sabatini! Sono io! E Lucia Ercolani! Prego, prego, accomodatevi. Signorina Martorani! E Cavalier Pasquarelli! Signorina Marconcini Matilde! Sono curioso di sapere con chi capita. Chi è? Con il ragioniere Ercolani! Che piacere! Ciao! Ma perché l'hai strappato? Perché non si fica? Tutto bene? Sì, sì, credo di sì. Ce la fai ad alzarti? Ci provo. Vieni. Certo che non sono una brava allieva. Alla prima occasione cado. Vieni, basta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, benissimo. Intesi, ragazzi? Avete 2 ore di tempo, Mi raccomando, vinca il migliore. Mettetecela tutta, pronti? Via! Accidentaccio. Ho un male atroce. Dai, su. Tra poco siamo arrivati. Credo proprio di non farcela, sai? È un dolore terribile. Accidenti, sembrava una cosa da niente. Che male. Dove, qua? Sì. Ti ho rovinato la mattinata. No. 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 Davvero? No. Ne sei sicuro? Sì. Oh, che meraviglia! Non ce la faccio più. È fantastico! Ma com'è possibile? Oh, che aria! Che aria, ragioniere!
Una penitenza Forza, qua. coraggio! Un momentino che cerco di sciogliere Senta che aria! Sa che Finalmente, mi diverto ecco con qua, lei. Mi dica un po', le interessa molto la caccia a tesoro a lei? Beh, guardi, veramente non mi interessa un granché. No, no. Perché non andiamo al rifugio a Stani? Me ne hanno parlato molto bene. Chissà dove mi porta lei. No, andiamo, su. È un Forza. birichino, No, che ragioniere. Venga. Ecco, prendo gli sci, No, non vengo, Sì, mi andiamo. comprometto. No. Sono signorina. Che fa, io. la signorina? Andiamo in un rifugio. Siamo soli, non c'è nessuno. Venga, su, ecco, mi avvio perché io, ecco che qua, attenzione che si scivola. Un momento, venga. Andiamo indietro, vedi? C'è molta neve, quindi... Ragioniere Maurizio. Sì? Ragioniere, e che ho dovuto fare per procurarla? Ah, va benissimo, brava. Però glielo buono, sa, così fresco. Ecco, tenga. Per me, cocchino. Ah, per un attimo ho creduto. Che cosa? No, niente, sa com'è. Ah, ma adesso vada, che il posto da trovare è difficilissimo. Vado, carino. Vada. Un momento, Che c'è? ragioniere. Questa gli è per lei. Artigianato locale. Spero che le piaccia, lei è sempre così freddo. Mi dia un bacio. Grazie. Vado. E vada. Ragioniere, facciamo in tempo? Stiamo portando al punto X un albero di Natale. Sì, però sbrigatevi, perché qui già è passata la Befana. Su, avanti, coraggio. non ce la faccio. Ma venga, signorina, venga. Che c'è? Venga, Che c'è? venga, abbia pazienza. Abbia pazienza, signorina. Se mi senta, io non ce la faccio. Torniamo indietro. Ma come? Ormai siamo arrivati, guardi che bella. Sì, lo so, ha capito, non è possibile. Non ce la faccio, ha capito. Oh. Come? Se mi ha promesso che quando saremmo stati là sarebbe stato tutto così, così bello, Sì. così romantico, così... Sì, ma prima, ma adesso sto stanco, non possiamo fare niente. No, adesso me l'ha promesso, ora ci voglio andare, andiamo, adesso attendo mi ci questa cosa porta, Lascia. Madonna, mamma mia. Oddio. Prego, sa cosa. Com'è bello! Sì. Accogliente! Mettiamo sta roba che- Oh. Ecco come mettiamo sta roba qua. Fa caldo qui! Fa mucca. Com'è carino! Lo sa, ragioniere, adesso cosa facciamo? Sì, ce ne andiamo. No, accendiamo un bel focherello. Ah, un bel focherello, sì. Così lei si riscalda. Che bellezza! Il camino è già pronto per essere acceso. Sì. Vedrà tra un attimo come starà bene. Speriamo, perché ho un freddo nelle ossa. Questa neve è sempre fredda. Io ho sempre amato il fuoco. E perché non ha fatto il pompiere? Ci ho pensato. Ma la legna è bagnata perché non arriva calore da questo camino. C'è un freddo, non so che È cos'è. vero. Ah, è la porta. Ah, la porta. Avanti! Ma no, ha lasciato aperta la porta. Così va meglio, eh? Sì, molto meglio. Davvero. Che fa? Comincia a spogliarsi? Sì, ho paura di prendere il Anch'io raffreddore. mi spoglio. Sì. Mi tolgo la giacca, il cappello. Ecco, fa caldo, eh? Beh, siamo qua. Come elegante, come bello questo pullover. Come va? Molto meglio, grazie. Un po' di riposo mi ha fatto bene. Ma dove stiamo andando? Al rifugio Astani. Non dimenticare che hai anche un appuntamento con il tuo spasimante. Bravo, bravi ragazzi, state andando fortissimo. Grazie. Faticoso abbastanza, ma divertente. Meno male che non partecipa il maestro di sci, altrimenti avrebbe vinto tutto lui. E per fortuna che l'ho visto in compagnia di Angela. Ragione che fa? Questa roba se la porta tutta a Roma. E con le corna ci fa un bel trofeo, capito? Va bene.
guardi un po', là c'è una scala, chissà dove porta. Andiamo a vedere, andiamo, su. Sì, andiamo a vedere. Venga, vediamo la roba, andiamo, su. Ragioniere, non ci sarà mica una camera, No, quale camera? Quello è il terrazzo. Ah, il terrazzo, Sì. vedremo il panorama. Il panorama, Ah, sì, che andiamo, bello. vediamo, su. Vediamo il panorama. Che posto carino. Ti piace? Ah, che bello, c'è anche il fuoco acceso. Come ti va la gamba? Un pochino meglio. Ah, che bel calduccio. Sai che è carino questo rifugio? Guarda, c'è una stanza qui. Perché non ti stendi un po'? Beh, può farti bene alla gamba, no? Oh, Fabio, se viene qualcuno. Che ti frega? Che freddo. Fa freddo, eh? Vuoi che ti trovi qualcosa da bere? Sì, magari. Aspetta qua, Non ti muovere. Aspettami. Sì. È già qui, bravo. E anche puntuale. Beh, io sono qui da parecchio, sa? Bravissimo, sono contento. Sono felice che tu sia qui. Ma sei caro. mi lasci stare. Sei tanto caro. Guardi che qui c'è un equivoco, sa? Oh! Maschio riluttante, maschio emozionante. Quale emozionante? Ma mi faccia il piacere. Caro. Giù le mani, sa? Insomma, per favore. Oh no! Ma perché Angela. ti sei portato quella lì? Angela, guarda, io non ne so niente. Cattivo. Non lo conosco, è lui che... Non penserai, per carità, Angela. Sci, scarponi, giacca a vento, 450.000 lire. Maglione, calzamaglie e guanti, altre 230.000 lire. 7 giorni di ferie in meno da prendere quest'estate. Lividi sparsi in tutto il corpo. E tutto questo perché? Perché l'uomo è furbo. Dice, me la porto fuori, in un ambiente naturale, lontano dagli sguardi indiscreti. Io sono il capo ufficio e lei cede. Ma dove va? Permette Angela che la porto a ballare questa sera? In un posticino riservato? Io e lei soli. Non che gli altri, per carità. Soltanto che ogni tanto un po' di intimità, è vero, non guasta. Stavano tutti lì. Caro ragionier Piergallini, salve ragazzi. Cameriere? Champagne per tutti. Ma che ci vogliamo far guardare dietro? Altre 200.000 lire che paga il ragionier Piergallini. Tanto poi lei cede. Angela, ma dove vai? Col maestro di sci. Ma vaffa... Sa, signorina Matilde, lei forse mi giudicherà troppo impulsivo. Ma come si fa a non esserlo con una donna come lei? Ma come corre, ragioniere? Ho sbagliato. Forse ho osato troppo. Non dovevo portarla in camera da letto. Ma le volevo dire tante cose, che poi è una cosa sola. Non so se lei ha capito che cosa voglio. Forse no, non ha capito. E come poteva capire se io non gliel'ho mai detto? Che stronzo. Ma forse è meglio così. Io me ne vado. Non ne parliamo più. Addio. Ma ragioniere, dove va? La prego, mi lasci al mio destino. Ma Enzo, non faccia così. Sono qui.
Ragioniere, che aspetta? Sono qui. Pier Gallini! Che c'è? No, niente. Signore, eccomi qua. Ecco, adesso in ricordo di questa magnifica settimana ho portato le coccarde. Guarda qua. Una, qua. Bene, adesso... Me la metti qua, eh? Sì, a te. Adesso Qua. me la metto qua. Bene, benissimo. Adesso la signorina. Anche a me. Sì. Scusi tanto. Ecco qua la coccarda. Ah, le coccarde, bravo Ercolani. La coccarda del ricordo. È una coccarda, non si mangia. Sì. Ecco. Abbiamo finito, possiamo andare. Scusi Ercolani, una coccarda a me per ricordo? Ah, tu vuoi il ricordo? E mo te lo do io il ricordo, aspetta. Vai da mamma, vai. Che? No, niente. Ah, bene. Oh, mamma mia, questo è l'ora più antipatica che uno non sa come passare il tempo, Non ci sta niente da fare. Che vuoi fare? Eccoci qua, Sono stanca. Brava. Credo che farò un pisolino. Sì, fatto pisolino. Che ti senti male? No, non hai capito niente. Ma che c'è capire? Non voglio capire, non posso capire. Vieni anche tu. Ma che devo venire? Vengo pure io. Quello c'è Tonino che sale e scende, viene da un momento all'altro, che figura facevi? Ma Tonino è giù che gioca a carte con la zitellona. Dai, non ti preoccupare, vieni. Ah, sta con la zitellona. Ah, ma allora facciamo una cosa, riposate poi un paio d'ore, non ti preoccupare, a Tonino me lo tengo io, hai capito? Non ti preoccupare, tu riposa, ci penso io a Tonino, riposa in pace. Qui, dai, svegliati. Fammi un piacere, che mi serve la camera, su, dammi la camera, va. Beh, che poi? Io sono troppo stanco, voglio dormire. Vediamo se ti passa la stanchezza con altre 5.000 lire, No, io non marzerebbe nemmeno se mi danno 20.000 lire. Ma guarda, sto fatendo, vabbè, ho capito, vuoi 20.000 lire. Ecco le 20.000 lire, ecco, vediamo se ti passa la stanchezza. Già mi sento un po' meglio. Ho fatto un pisolino. Guarda, se ti serve la stanza, non fa complimenti. Tanto io me ne vado giù al bar. Va, sparisci, va. Che poi a me, dopo mangiato, non manco me vado a dormire. Sì. E io lo sapevo. E non venire fin quando non ti chiamo io, hai capito? Aspettami giù. Giulio Cesare, ti ho portato la sciarpa. Anzo! Oh! Ma che fai qui? Oddio, sto male. Mamma mia, che dolore. Oddio, chiamatemi mia moglie. Ma sono io, caro, sono io. Fammi sentire se... sempre tu. Caro. Oddio, oh mamma mia, non ce la faccio. Che dolore. E su, caro, che cosa ti è successo? Ma non lo so, c'era una cosa che stava venendo su e mo se ne è scese tutte cose. Madonna santa, dov'è Tonino? Caro. Mi sto lasciando. Dov'è Lucia, dov'è? Sono qui, caro, sono qui. Stai sempre qua stai. Mamma mia, pigliami qualche cosa. E vattene, pigliami una pillola. Vado, Vai in farmacia, in paese, in città, all'estero. Non veni proprio più, non veni. Buongiorno, signore. Ma che fai? Ma che sei pazzo? C'è mia moglie. Ma come nell'armadio? Ma io ho passato un guai con questa sala. Come devo fare? Oddio. Ma che fai? Madonna mia. Ma che fai? Vedi un poco quando apri. Un colpo in testa ho avuto. Mamma mia. Ti senti bene adesso? Lo so, Lucia. Tu sei venuto subito e ti pareva. Ma chi te l'ha detto che io stavo qua? Chi te l'ha detto? Nessuno. No, ti ho visto io per caso. Ecco. Ti senti bene? Sì, mi sento meglio. Sì. No, stai a letto, No, andiamo in camera nostra. Andiamo in camera da letto nostra. Ma perché urli? Ma perché ho strillato? Non me ne sono accorto. Forse la montagna, lei. Ti senti bene? Sì, mi sento bene, andiamo. Noi usciamo! Come mai sei venuta a sentirti male in questa stanza? Perché tu stavi dormendo, non ti volevo disturbare, capito, no? Oh, che pensiero! Andiamo, figlia mia. Meno male che tengo a te, se non tenesse a te, come facesse? Che delicatezza! Noi usciamo!
Ho capito. Andiamo. Oddio santo, va bene, i piedi, li tengo i piedi. Come ve li sento? Non mi sono sentito una cosa che mi ha pigliata qua, capito? Qua non sanno cucinare. Qualcosa mi ha fatto male, capito? Adesso ti metti a letto, La trippa, capito? Con quelle che paghiamo chissà che ci danno a mangiare. Oh, mamma mia. Ci vuole un po' d'acqua per le pillole? Che fai? Che fai? Che faccio? Suono! Ma non suonare, me le mangio, non le bevo. Ma che ti mangi? Non voglio l'acqua, non Ma voglio guarda se quando suoni arriva qualcuno. vabbè, fai qualche cosa, Vado facci io, tu. Chiamo qualcuno, Ma non aspetta. suonare mai questo maledetto campanello. Oddio, appena suona sto campanello. Che è questo? Cos'è? È il micellino. E che mi pigliate il micellino io? Ha chiamato, signore. Oddio, state qua. Non è possibile. Stavolta sì. Non è possibile. Mia moglie qua. No, nell'armadio no, ci sto male. È perché io sto bene, io. Resto. Che ci combini, Ercolani? Sto Ti provando la senti pressione male? delle gambe. Aiutatemi. Le gambe. Mettiamolo qua. Non me le sento. Una debolezza generale proprio. Mamma mia. Chissà, forse ha mangiato qualcosa che... Non lo so, ha avuto un malore, l'ho trovato nella stanza Una di Giulio visione. Cesare. C'è una donna nuda. Una donna nuda? No. Porco. Qui una donna nuda. La visione mi fa vedere una donna nuda qua. Ma dove sono le donne nude, scusa? Acqua. Tieni no, l'acqua. no, che sta qua, quell'acqua là. Ma Ercolani, ma qui le donne nude non ci sono. Sì, là. Che? Il fuoco. Tesoro. Apri un poco che tengo. Buono, Apri un buono. poco là, no, Apro. che tengo tutto. Ma qui le donne nude non... Ci sono. Ci sono. Ragioniere, pure lei. No, è che l'aria di montagna, le visioni collettive che sì. rimbalzano e allora tutto... Senti. Non mi sento bene. Non mi sento bene. Ha ragione, stavolta sta proprio combinato male. Non ti serve nemmanco un miracolo. Lo so, Giulio Cesare, ma vedi un po' che se mi puoi aiutare, no? Ma caro, ci sono qua io. Signora, Giulio Cesare in queste situazioni ha sempre un rimedio giusto, lo sa? No! No, io sto di calmate che stai male. Sì, lo so, No, ma lo sto io vorrei tranquillizzando, calmare sono così. l'attitudine. No, deve essere proprio così. Fagli una riduzione, no? Di che? Agli arti. È già tanto piccolino. E così Vabbè, sparisce. diventano cusariello tantino, che già fa? Che posso fare? Quando il malato non ha volontà di guarire, deve morire. Deve morire. Chiudi là! Ma che fai? Ragioniere. È l'aria, l'altitudine. Quello li fa la montagna, sti scherzetti, ha ragione. D'accordo così? Sì, signore, vabbè, 50. sì. Allora io esco e torno subito. Vai. Graziata. Che ti senti? Niente, perché? No, tu, no, là, che si sente là? Aria! Ho mangiato il pesce e mi hanno dato una spina per traverso. Come devi mangiare il pesce in montagna, dico io. Aprite! Avanti. Oh, non a te. È scesa giù. Portate via questo armadio. Che c'entra l'armadio? C'entra. Questo è un armadio di pino rosso che emana degli odori che fanno venire delle illusioni. È vero, io pure c'avevo un comò che tutte le notti mi sembrava di stare a Viterbo. Un momento. Aria. Via. Aspettate, ci sono i vestiti dentro, chiamo la cameriera. No, la cameriera no. Ha chiamato, signor? Una donna nuda. È mezz'ora che te lo dico, non mi vuoi credere? Lo dicevo io che st'armadio era difettoso. Senti se la sei cotta. È cotta, è cotta. Bene. Senti se la sei cotta. No, aspetto che si freddino. Va bene. È pronta? Vuoi assaggiare? Sì. Dai, vediamo come te la cavi. Sei fortunato perché ho l'hobby della cucina. Vai. Il piatto piange, passa! Passa! Forza polenta qui, ecco. Passa. La polenta, passa la polenta. Passa la polentina, un po' di vino. Prego. Passi, In fondo, manca polenta. Prego. La polenta.
Passa la polenta. Passi. La polenta è finita, c'è qualcuno che è rimasto senza? Cavaliere, che ha fatto? Si è mangiato tutta la polenta! Io non l'ho proprio vista. Che qui è pericoloso. Bisogna stare attenti a questo. Vada, cavaliere. Cavaliere, venga qui, non si muova, eh? No. Cavaliere, aveva detto che non ci vedeva. È un gioco? Sì, è un gioco. È stato lui. Ma mi riuscite, non mi sa niente fare. Chi è? Aiuto! Mandate a fanculo tutti quanti! Beh, ci sono tutti, eh? Eccomi. Dai. Tutto a posto, possiamo andare. Si perde il treno, vedi? Partiamo, andiamo. Era ora, Qui vicino a me. Sì, grazie. L'avete visto? Guarda che stile! Guarda che salto! Guarda che fusto! Guarda che stronzo. Oddio, poverino, ma gli si sono rotti gli sci! Il decreto, stanotte ci abbiamo messo 2 ore per segarli.